Sì, buongiorno dal Lido di Venezia, dove sta tenendo banco in queste ore una storia di cronaca finita poi in tribunale, quindi con dei risvolti giuridici, quella di un bagnino e di una donna sposata. Cos'è successo? Che il bagnino si era rivelato decisamente molto troppo molesto, un bagnino stalker, perché da tempo mandava costantemente e ripetutamente SMS a una donna sposata di cui si era invaghito senza essere corrisposte, quindi la chiamava, le mandava questi messaggi, nonostante un provvedimento emesso da un giudice, ma non era bastato. Adesso il giudice Calabria, per l'esattezza, ha disposto nei suoi confronti il divieto di dimora nel comune di Venezia, quindi il bagnino, alla luce di questo provvedimento emesso nei suoi confronti per stalking, rischia anche di non poter prestare regolare servizio lavorativo appunto qui al Lido. Una vicenda che si è conclusa con un risvolto positivo per la donna. Ora si spera che effettivamente con questo nuovo provvedimento il bagnino possa tornare nei suoi ranghi, diciamo così. E dal Lido di Venezia è tutto, la linea può tornare allo studio.